Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo a Palazzo Doglio, nel cuore di Cagliari, una Cagliari antica rimessa a nuovo con classe, con eleganza, una Cagliari fashion che accoglie stranieri, turisti, ma anche i cagliaritani hanno riscoperto quest'area, questa sorta di perla tra via Goceno e via Logudoro. Siamo appunto a Palazzo Doglio, sono con l'amministratore delegato Lorenzo Giannuzzi, il punto su un'economia che dovrebbe tarare, quella regionale, linfa dal turismo. C'è tanto da fare, si approssimano le elezioni regionali. Qual è il vostro punto di vista, dottor Giannuzzi? Il nostro punto di vista è che bisognerebbe puntare decisamente sul turismo. Diciamo ancora non sfruttiamo appieno le potenzialità della nostra splendida isola. Insomma, credo che siamo una destinazione con una potenzialità assolutamente incredibile. Ovviamente il primo problema da risolvere, a mio avviso, nell'agenda della nuova amministrazione sarà veramente quella di lavorare seriamente sul discorso dell'accessibilità aerea in particolare, anche navale, in maniera tale veramente da poter rendere competitiva la nostra isola rispetto a tante destinazioni che godono di collegamenti straordinari, di facilità di raggiungimento della destinazione, che purtroppo a noi, diciamo, sono sempre molto sacrificati. Ecco, ci sono altre aree nel bacino del Mediterraneo che, come diceva lei, godono di rotte, di destinazioni, e ovviamente le cose si complicano, è arrivato il Covid, voi avete fatto una bolla, un protocollo che poi è diventato una sorta di modello anche replicato. Dopo ci sono le guerre, quindi tutta una serie di clientele, ad esempio quella del mondo russo e dei paesi circostanti, però state lavorando anche su altre potenziali clientele. Come si sta muovendo il Forte Village e come Palazzo Doglio funziona nel cuore della città? Forte Village ovviamente ha dovuto palliare a questa, diciamo così, evidente mancanza di clientela della parte dell'est europeo. Abbiamo avuto una risposta molto positiva soprattutto dagli Stati Uniti, dagli altri paesi europei, dove veramente abbiamo investito molto a livello di marketing, a livello di promozionale, quindi diciamo che siamo riusciti un po' a compensare. Quello che è molto positivo è che c'è un risveglio del mercato anche corporate, quindi gente che sceglie la Sardegna per destinazioni, per presentazione di prodotto, per diciamo convention eccetera, quindi insomma c'è veramente un risveglio importante in questo settore. E poi ovviamente c'è questo splendido complesso che abbiamo creato proprio nel cuore di Cagliari, che ci sta dando tante soddisfazioni, perché vediamo veramente che c'è un interesse anche per la città. Io ho sempre detto che Cagliari secondo me è uno dei tesori nascosti d'Italia, cioè una città bellissima. Io non credo che sia una città che possano vantare cose come il Poetto, come diciamo anche la parte antica della città straordinaria, poi il calore, l'accoglienza, il clima, diciamo siamo baciati quindi credo che questo sia veramente, mi fa piacere che insomma con l'arrivo nostro, anche di altre strutture alberghiere, diciamo sia un po' un volano per veicolare sempre più interesse sulla città di Cagliari.
Ecco, a proposito delle altre strutture, ne sono sorte e ne stanno sorgendo. Lei ha detto di recente al Corriere della Sera che era un bene che ci fosse questo genere di competizione verso l'alto e ha fatto l'esempio della nascita a Roma di alberghi a 5-6 stelle, nonostante ce ne sia tante. Qual è la logica imprenditoriale? La logica è che praticamente ognuno deve riempire le camere, quindi si adopera da un punto di vista del marketing, dal punto di vista di dare visibilità alla destinazione, quindi è veramente un moltiplicatore di attività commerciali che chiaramente dà visibilità alla destinazione. Poi è chiaro che una volta toccato con mano c'è diciamo, un discorso anche di vendita indotta, perché insomma i migliori ambasciatori sono quei clienti soddisfatti, lo dico sempre, a forza del Forte Village la clientela ripetitiva, cioè uno significa che ogni anno ti devi preoccupare di riempire meno camere perché acquisisci più clienti ripetitivi, quindi nuovi clienti, cioè hai meno, quindi quello è un po' il sistema che deve essere messo in piedi. Per quanto riguarda la Sardegna, torniamo alle questioni climatiche, soprattutto il sud vanta, sono dati che lei in più interviste ha rimarcato, vanta una condizione climatica media che ha paragoni solo con l'Algarve in Portogallo, quindi questa storia dei trasporti dal punto di vista imprenditoriale è da soddisfare anche in una stagione di lunga durata e non solo nei mesi di punta. Assolutamente, perché insomma è veramente un peccato mortale vedere diciamo, all'aeroporto di Cagliari mezza paginetta di voli quando insomma ovviamente per il clima, per le condizioni abbiamo un inverno assolutamente più mite in Europa, non credo che ci sia nessun'altra destinazione né il sud della Spagna, tantomeno l'Algarve. Noi abbiamo fatto tempo fa, mi ricordo, uno studio comparato di tutte le temperature dell'acqua, piovosità, eccetera, e risultavamo vincenti dappertutto. Se uno consulta l'enciclopedia si accorgerà che di Agostini che il pezzo che va da Pula a Cagliari è classificato come subtropicale, quindi insomma uno guarda anche la vegetazione rigogliosa, eccetera, ci sono gli alberi di banana che fruttificano, cioè siamo veramente è un non lo sfruttiamo purtroppo. Un paradiso, peccato che si perda del tempo nel trovare delle soluzioni che invece sarebbero una risposta anche dal punto di vista occupazionale, appunto dell'indotto, si creerebbero, e a rimorchio con le attività alberghiere di lusso e anche di medio cabotaggio ci sono tante altre iniziative che decollano. Una lei sta particolarmente a cuore, l'aveva detto al nostro telegiornale tempo fa, è la Business School, quindi la scuola che forma i manager delle professioni alberghiere. Come sta andando? Bene, vado errato. Quindi è un'attività che ha preso veramente piede, c'è un grande interesse, ma soprattutto diciamo, quello che ci dà una soddisfazione immensa è che dei 300 studenti che si sono diplomati, che tutti hanno un lavoro, ma soprattutto tutti si stanno facendo veramente strada, lavorando con grandi compagnie, esportando diciamo così un po' questa qualità della scuola in giro per il mondo, ce li chiedono gli studenti, vengono le compagnie alberghiere a intervistarli e poi molti di loro ritornano, quindi fanno esperienza all'estero, acquisiscono una diciamo, internazionalità e poi tornano qui perché una gran parte e quindi insomma un grande beneficio anche a livello qualitativo, insomma, di esportare know-how. Con tanti peraltro sardi, tanti ragazzi e ragazze sardi che insomma... Assolutamente, diciamo più della metà sono sardi e quindi chiaramente questa è la prova però che insomma, c'è bisogno di talenti da avviare, diciamo noi selezioniamo gente che ha già un livello culturale diciamo a livello di laurea, in maniera tale che poi possono indirizzare direttamente e fare un corso che dura fra un anno, insomma possono veramente imparare sia da un punto di vista accademico che da un punto di vista proprio tecnico, professionale, tantissimo. La scuola con la
collaborazione con la Lewis University di Roma, quindi una garanzia, tutta una serie di metodiche che sono state importate ad esempio dalla Cornell University, che è una delle università guida nel mondo per quella che appunto sono le dinamiche alberghiere extra lusso. Questo è un fiore all'occhiello del gruppo Forte guidato da Lorenzo Giannuzzi, e un altro fiore all'occhiello nato negli anni è la Forte Arena. È stato anticipato da tutti i media, quest'estate tornerà Sting. Allora, che tipo di scommessa è stata? Questa è la Forte Arena. Cito solo da Bocelli a Fiorello, da Anastasia a Eitan, da Checco Zalone, ma insomma viene Sting. Sì, viene Sting, diciamo che anche lì è stata una bella scommessa, ovviamente l'arena garantisce anche una visibilità straordinaria, soprattutto portando questo livello di artisti, ovviamente un impegno economico, un rischio economico importante, però voglio dire siamo veramente riusciti a creare un interesse, ci sono anche tantissimi clienti che vengono apposta per i concerti, quindi anche quest'anno non sarà solo Sting, abbiamo già 3 grossi nomi pronti, stiamo in questo e non possiamo anticipare. Non possiamo anticipare perché sennò aumenta il prezzo del cachet. Avevamo un sorriso, però adesso dobbiamo portare un attimo di attenzione, perché è scomparso una delle figure storiche, una sorta di icona nel suo mestiere, di ambasciatore del Forte Village, autista dei grandi della terra, del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica, ma soprattutto una persona di straordinaria fiducia, scoperta da Lorenzo Giannuzzi. Parlo di Enzo Fortunato, è andato via, ci ha lasciati l'11 di febbraio, ed è stato un colpo importante. C'è stata una cerimonia al resort molto sentita, molto partecipata. Direttore, è stata una cosa che vi ha toccato? Molto, veramente un pezzo della nostra vita che se ne va con lui, è veramente un personaggio unico, straordinario, era beniamino dei clienti, era diciamo così la persona proprio di collegamento, riusciva a essere a suo agio con qualsiasi tipo di personaggio, dai reali ai campioni di football, ai grandi artisti, ma anche le persone più semplici e ordinarie, quindi veramente una perdita incredibile, un vuoto incolmabile. Dal punto di vista affettivo era una persona veramente anche che era un po' una specie di fratello maggiore per tutti i nostri giovani dipendenti, quindi un punto di riferimento importante. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Continua a protestare. Certo, secondo me devono ottenere quello che stanno chiedendo. A Olbia sale di tono la protesta degli agricoltori. In settimana hanno lasciato per 2 volte il presidio del porto Isola Bianca per attraversare la città alla ricerca di visibilità nel tentativo di sensibilizzare la gente sul grave momento che sta attanagliando l'economia del settore agricolo e zootecnico dell'isola. Per Panorama Sardo abbiamo raccolto le testimonianze dei manifestanti per capire quali sono gli obiettivi della protesta. Stiamo protestando per avere i nostri diritti, soprattutto con la comunità europea, lo Stato e anche la Regione, perché anche la Regione ha la sua parte. Sperando che in questo passaggio dentro Olbia la gente ci veda e ci appoggi come ci stanno appoggiando in tanti, ecco. E ripeto, riuscire a farci vedere e a farci sentire soprattutto, sempre nella legalità e nella serenità. Mettere in ginocchio l'agricoltura che cosa significa per la cittadinanza? Finire tutto, il mangiare, l'ambiente, tutto, finire tutto, tornare allo stato brado, forse al primitivo, perché siamo l'ecosistema, siamo anche noi, gli agricoltori, gli allevatori, tutti quelli che lavorano in campagna. Vedo che sta applaudendo, cioè non abbiamo fatto grandi cose per bloccare il traffico, cioè una manifestazione tranquillissima. Speriamo che risolvano i problemi che purtroppo hanno i nostri giovani. Perché non ci danno tutte le cose che ci aspettano, non ci hanno pagato i contributi, le cose, il premio unico, non ci hanno pagato niente. Ne stiamo per morire perché lasciamo perdere che io sono anziano, ma ci sono i giovani che stanno arrivando e stanno iniziando il lavoro. Che cosa lavoro che sono per morire? Si stanno facendo morire le coltivatori, le coltelette, inutili. Si fa volentieri finché si spera di avere qualche notizia buona. Capito? Io sempre passato, ho 81 anni, finito. Grazie a Dio. Ma ci sono quelli che stanno arrivando. Certo. Che stanno iniziando l'agricoltura. E bisogna pensare a loro. Bisogna pensare a loro, però non pensano a niente, pensano a mangiare loro e basta. E quella è la fregatura. Cambiare le leggi in Europa perché il nostro prodotto non è migliore di quello che portano da fuori. E come si fa a cambiare le regole? L'Europa deve cambiarle. La regione ha responsabilità? La regione deve contrastare, sì, deve contrastare, ma non è la regione che conta, anche la regione, ma è l'Europa. Si scrivere le leggi in Europa. Questa settimana, per chi non lo sapesse, nelle commissioni europee, non la commissione della von der Leyen, la commissione parlamentare sanità, sta discutendo la nuova normativa sul benessere animale. Sono arrivate 4 proposte, 2 sono state cestinate. Ci siamo. Ne sono state prese in esame 2 di 4. Una sugli animali da compagnia,
di affezione, quindi cani, gatti, che hanno la loro importanza, giustamente. Certo. Beh, tutti quanti andiamo a caccia, abbiamo i cani di compagnia o il gatto e ci fa piacere, è rispettabile la cosa. L'altra è sui bovini. Aumento del 15% degli spazi durante il trasporto. Ci siamo sempre adeguati. No, aspetta, ci siamo sempre adeguati, però il 15% di questa nave che è qua ha un costo, perché quella nave supporta anche un altro costo di trasporto, poi quella nave dice che inquina, però non sono stati capaci di mettergli un reattore nucleare dentro per farla andare. Non so se sono chiaro. Neanche un'elettrificazione del porto. Ma lasciamo perdere, ecco, perché hai capito che è molto più ampio, Mauro. Io parlo dal punto di vista culturale. Noi siamo letteralmente sommersi da questi inglesismi, da questa cultura anglosassone, a ogni livello. Per noi abbiamo una cultura differente, che è leader al mondo e in Europa. Quindi di conseguenza valorizziamo quei 7-8 mila nuraghi, valorizziamoli, Dio benedetto. Qui c'è fame di proprio di turismo culturale, ma anche di agriturismo, c'è tutto legato all'agricoltura, alla cultura, tutto. È solo che purtroppo, scusate la formazione, siamo governati spesso volentieri da cialtroni e ciarlatani, scusate, sia di destra che di sinistra. Pensate che qualche politico diceva sempre: io 10.000 euro al mese faccio la fame. Ma la cosa più drammatica a livello comunitario è che il trasporto deve avvenire sotto le 25 gradi di temperatura. A noi personalmente ci taglia le gambe, perché non possiamo viaggiare nemmeno di notte, perché per la normativa contro la Blue Tongue non possiamo viaggiare nelle ore notturne. D'estate, guardatevi i parametri, penso che su 120 giorni di estate 90 siano sopra i 30 gradi. Manca di notte 25 gradi. No. Di questo stiamo parlando, di che direzione vogliamo prendere, questo è il mio avviso. E io ho avuto rappresentanza, sono stato rappresentante, io non rinego il mio passato, ma nemmeno il mio oggi, ma nemmeno il mio domani. Non so se sono chiaro, io non ce l'ho contro la rappresentanza, io ce l'ho contro una direzione che si sta andando a prendere, che non condivido. Molto semplice. Ho tanto lavoro da fare, ho tanti debiti da pagare, ho una famiglia da mantenere, ma oggi sono qua. Che cosa ne pensate della risposta che avete letto di Argea? Allora, noi in parte potremmo essere soddisfatti. L'interessante è che Argea non faccia come ha fatto a fine dicembre, primi di gennaio, che ha detto che entro il 31 gennaio avrebbe pagato una buona parte di domande, sia in intercompensativa che biologico e quant'altro. Per quelli che sono qua ancora non è arrivato nemmeno uno spicciolo, almeno una boccata d'aria, non è che stiamo chiedendo altro niente. Poi i problemi sono altri che abbiamo già elencato parecchie volte e continueremo quello che stiamo facendo, perché il problema è grosso. A livello europeo siamo in grado di incidere come paese? Noi possiamo incidere come qualità dei prodotti, che ce li invidiano un po' tutti. Abbiamo tanti IGP, DOC, il DOCG. Però come numeri, quantità, vi do solo un esempio. La superficie coltivata in Francia è 10 volte tanto della superficie italiana. Gli animali bovini da carne presenti in Francia sono 10 volte degli animali italiani. Queste sono le realtà, capito? Noi abbiamo delle eccellenze perché sappiamo fare e l'abbiamo sempre saputo fare il nostro lavoro, infatti ci invidiano tutti, il parmigiano, il prosciutto, per non parlare della mozzarella campana. Abbiamo fatto degli IGP, dei DOP, ma vi do solo un esempio. L'Irlanda pochi giorni fa ha ottenuto un IGP sugli animali bovini allevati al pascolo. Io non so, giratevi voi intorno a casa in Gallura, per non andare molto lontano a chiamarla Sardegna, se vedete animali al pascolo. Rendetevi conto, lo facciamo da millenni, però altri hanno avuto una certificazione che sul mercato ha un valore. Abbiamo provato un progetto anni fa di certificazione degli animali al pascolo con ausilio di nuove tecnologie, con dei video che ne documentassero anche il benessere. La Germania, l'abbiamo fatto 12 anni fa, la Germania il mese scorso ha adottato la etichetta digitale, quindi con un QR code, così come avevamo fatto noi tempo fa,
Con un QR code fanno vedere la vita dell'animale dalla sua nascita sino alla fettina che compra il consumatore al supermercato. Quindi gli altri arrivano prima? No, arriviamo noi prima e poi, come al solito, l'italiano ha l'ingegno perché ha inventato tantissime cose. Però? E poi gli altri le hanno migliorate perché probabilmente hanno un know-how. Copiandole, perché hanno un know-how produttivo che forse li asseconda diversamente. Quindi per quello, abbiamo detto anche i giorni scorsi, è capitato di affermare, la nostra è una richiesta di livello generale di tutta quanta la filiera produttiva. Se uno dei nostri allevatori, dei nostri imprenditori agricoli ha un'idea vincente, cerchiamo di elaborarla nei tavoli corretti, diamogli la forza e le gambe, perché quello che dicevano i miei colleghi, quando ti manca la liquidità immediata, e qui ricadiamo sul discorso anche dei premi comunitari, no? Della burocrazia lunga che non consente di avere un ristoro celere, quando ti manca quella dicevamo, liquidità immediata, hai anche difficoltà a programmare degli investimenti, quindi rallenti l'attuazione, passa il tempo, invecchi e le cose non le mandi avanti, rimane sempre lo status quo. E quindi questa fluttuazione è data da tutta una serie di situazioni particolari, vuoi che sia una sorta di autarchia a livello globale, nel senso che tutte le nazioni stanno pensando un po' all'approvvigionamento del cibo, perché siamo 8-9 miliardi quanti siamo, e tutti pensano un attimino a sé, giustamente dico io. L'Italia pensa a sé perché può, ma una delle regioni che è la maggiore produttrice di sostanze foraggere per l'agricoltura, l'Emilia Romagna, purtroppo è stata colpita da una bruttissima alluvione che ne ha proprio decimato i raccolti. Dobbiamo fare anche i conti con queste cose, dobbiamo fare i conti sul fatto che c'è una crisi ebraico-palestinese che crea delle ripercussioni sul canale di Suez, quindi a quel punto la circumnavigazione da Città del Capo porta a un aumento ulteriore delle derrate dei merci. Ecco, la crisi ucraina che è un grande granaio, certo. Le relazioni poco felici con la Russia che è un grande granaio, un grande produttore di materie prime, gli Stati Uniti che dove troviamo un grossissimo imprenditore, perché tutti quanti dobbiamo riconoscergli un merito. Bill Gates è un grandissimo imprenditore, ha fatto anche una rivoluzione anche post-industriale, l'ha fatta tecnologica nel mondo, che oggi è il maggior proprietario privato di terreni agricoli negli Stati Uniti. Stiamo parlando di 120.000 ettari di superficie. Quanto potete aspettare, quanto può durare la vostra protesta senza lavorare? Stiamo quasi arrivando al limite, anche perché la situazione sta stringendo sempre di più. È vero, non è che, ripeto, i problemi sono tanti, non è solo Argea, ma anche questi prodotti che noi non riusciamo a vendere tranquillamente, di pianificare il lavoro, perché ci sono 1000 problemi tra lingua blu per gli allevatori e per gli ortaggi e altre cose. È tutto legato ai trasporti, solo esclusivamente perché siamo un'isola. Chi viene a comprare qua da noi il nostro prodotto è un prodotto d'eccellenza, qualsiasi prodotto deve essere agevolato nei trasporti, gli devono invogliare a arrivare, non dico di farli arrivare gratis, ma li devono far arrivare con il minimo della spesa, in maniera che poi quei costi non ce li mettano addosso a noi. Ecco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Enzo Molinas è una figura di straordinario pregio per lo sport, la formazione e l'educazione dei giovani atleti non solo di Cagliari ma dell'intera Sardegna. La Federcalcio regionale, il comitato regionale lo vuole ricordare con una serie di iniziative oltre che con un sentimento di profondo affetto. Sono con Gianni Cadoni, il presidente del comitato regionale sardo. Presidente, che tipo di ricordo vorrete organizzare, state pensando di mettere in piedi per la memoria di Enzo Molinas? Ma innanzitutto mi piace sottolineare il fatto che quest'oggi lo commemoriamo un anno dalla sua scomparsa e attorno al tavolo della sala Benedetto Piras del Comitato della Sardegna ci saranno tante persone che hanno con lui condiviso un percorso sportivo e questo è già un qualcosa di molto molto importante perché alcuni personaggi come il professor Molinas non si possono dimenticare. E noi come calcio lo commemoreremo con un torneo giovanile, io lo annuncerò a breve, un primo torneo giovanile di calcio, categoria presumo sia giovanissimi allievi, che faremo in coda ai campionati e che pensiamo possa diventare in brevissimo tempo un torneo di pregio in Sardegna. Dalla scomparsa di Gigi Riva, che con il professor Molinas, che voi ricorderete con un torneo un anno dalla scomparsa, con il professor Molinas al Rombo di Tuono ha avuto grandi rapporti. Quali sono i suoi ricordi? Ma guarda, sfogliando i tanti video che ho visto in questi giorni, appunto per questa occasione odierna, e le fotografie, ho visto che insomma, il professor Molinas ha avuto un rapporto straordinario con il mitico Gigi Riva,
proprio in questi giorni, che è mancato proprio in questi giorni, e ho pensato appunto che lo raggiungerà nell'alto dei cieli, e penso che si ritroveranno, così come si sono sempre ritrovati in vita. Ho visto un filmato bellissimo nel quale dopo l'infortunio Gigi Riva in nazionale, il secondo infortunio, il professor Molina si è dedicato a lui veramente come un figlio, per poter fare in modo che Gigi potesse ritornare quello che era prima dell'infortunio. Insomma, un rapporto incredibile tra due personaggi meravigliosi del calcio sardo, che Gigi non era nato in Sardegna ma era un sardo vero, e il professor Molinas era una persona che con lui ha condiviso veramente un percorso pazzesco. L'aspetto, come dire, formativo, l'attenzione che lui aveva per i giovani, ma anche per i dirigenti, cioè quel messaggio che ti porta a non accettare più il volontariato, ma ad avere figure competenti nei rispettivi ambiti d'azione. Ecco, su questo fronte il presidente Gianni Cadoni, ma ancora prima il presidente di società di calcio a 5 e in altre attività, cosa ricorda? Guarda, io ti dico e ti racconto un'esperienza che ho avuto con il professor Molinas nel corso di una riunione, già presidente di federazione. Ricordo che si mise di traverso su alcune iniziative che noi volevamo proporre, ma io proprio in quel momento capii la grandezza di questo personaggio, di questo dirigente sportivo, perché non diceva mai cose scontate, ma diceva cose sempre molto a modo, molto profonde, ed era veramente, alla fine si sentiva veramente al fianco delle persone un po' più giovani come me, che l'importanza di quel che diceva, di quello che andava a trasmettere, lo definisco una di quelle persone veramente che non si possono dimenticare. Allora, aveva visione, aveva intuiti, aveva competenze, come dicevamo. Cosa lascia alla dirigenza e al sistema calcistico, in questo caso isolano, ma non solo? Aveva competenze da uomo di scuola, aveva competenze per il suo percorso sportivo, aveva competenze per il suo percorso scolastico, lascia la serietà e la professionalità nella quale si deve misurare un dirigente sportivo, lascia il garbo, lascia l'educazione, lascia la preparazione a molti allenatori, a molti preparatori, perché in questi giorni ho raccolto tante testimonianze di personaggi importanti del calcio sardo, dello sport in generale, che in lui hanno sempre visto una pietra miliare, un uomo di grande esempio. Meravigliosa cavalcata della Palma, tecnico di tanti altri importanti club sardi. In che modo la figura di Enzo Molinas arrivava alle tue panchine? Beh, Enzo ha lavorato con me tanti anni, con la Palma, era il preparatore atletico che mi ha accompagnato in quei bellissimi anni, soprattutto in Serie D e in Serie C. Ma soprattutto io Enzo lo ricordo perché proprio in quel periodo, negli anni 88-89, quando ancora si usavano metodi un po' empirici per allenare la squadra, lui fu quello che cominciò comunque a portare qualche diversità nella metodologia dell'allenamento e aprì le porte a tanti allenatori a poter poi, chiaramente approfondendo tutti i discorsi che con lui nascevano, a poter chiaramente migliorare anche sotto questo aspetto. Quindi lo ricordo come un uomo di grande valore per il calcio sardo, proprio per quello che ha saputo insegnare e per quanto è stata quindi significativa la sua presenza, non soltanto poi nel mondo del calcio, ma anche in altre discipline sportive, perché Enzo era bravo, insomma, anche nel basket e in tutte le manifestazioni che comunque riguardavano lo sport. Ecco, qual è il lascito, qual è il patrimonio, il DNA di lavoro che lui lascia ai giovani allenatori? Ma il patrimonio di lavoro che lui ha lasciato è proprio quello che non bisogna improvvisare, ma che dietro ogni atleta c'è un uomo, c'è che va chiaramente seguito sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto fisico, quindi sotto la competenza motoria che chiaramente attraverso il suo lavoro tanti allenatori hanno cominciato ad imparare e ad applicare, quindi lascia chiaramente un patrimonio di cultura importante, prezioso, che, ripeto, come ho detto prima, è servito veramente a tanti allenatori per cominciare a vedere lo sport anche sotto aspetti differenti. Michele Boero, insomma, oltre che essere il direttore della medicina nucleare dell'Arnas Abruzzo, ha degli aneddoti straordinari sul professor Molinas. Dottor Boero, cosa ha significato per lei questa figura centrale nello sport, nell'avviamento di tanti giovani allo sport? Beh, tanto è stata una figura centrale anche nella mia vita, perché io lo posso considerare un secondo padre e soprattutto il mio maestro di sport e di vita, appunto. Con il professor Molinas abbiamo condiviso oltre 30 anni di
esperienze sportive insieme all'Esperia. Io mi ricordo, arrivai per la prima volta all'Esperia a fare allenatore nell'ottobre 84, all'indomani dell'esame di anatomia, e trovai il professor Molinas ad accogliermi, e il professor Molinas poi fu nel proseguo della carriera la persona che mi diede fiducia e che mi consentì poi di fare anche il percorso di carriera che ho fatto, durante il quale mi fu sempre vicino con i suoi preziosissimi consigli e insegnamenti. Ecco, tra questi consigli e questi insegnamenti, se dovesse trarre il DNA dell'uomo, ancora prima che del tecnico, del formatore, quali sarebbero? Il professor Molinas era uno scienziato, era una persona che anche nello sport metteva una cura particolare nello sviscerare tutti gli aspetti del gioco, ed è una cosa che mi ha trasmesso e poi mi è stata utilissima nella professione. E poi la straordinaria umanità, la volontà, la capacità di stare vicino ai giovani con l'esempio. Ecco, se c'è una cosa che il professor Molinas mi ha trasmesso è l'importanza dell'esempio nella crescita, nel percorso educativo dei giovani. Medico, allenatore, tifoso del Cagliari. Ecco, il professor Molinas per Michele Boero rispetto al Cagliari Calcio, che ricordi ha? Ricordo che lui aveva un rapporto straordinario con Gigi Riva, per esempio mi ha raccontato una marea di aneddoti, sapendo quanto io fossi appassionato e tifoso del Cagliari. Abbiamo passato intere sere, io gli chiedevo sempre: professore, mi racconti di quell'episodio di Riva? Insomma, è stata anche quella un'esperienza straordinaria. Luisa Molinas, il ricordo di una figlia è chiaramente un ricordo particolare che merita tutto il garbo, il riguardo e le attenzioni possibili. Un anno fa andava via tuo padre, sto raccogliendo testimonianze di vario genere, tecnici, dirigenti, atleti. Qual è il ricordo di Luisa del suo papà? Dovrei sceglierne uno tra un'infinità. Uno per tutti, il suo modo di supportarci, di sostenerci, di darci sempre la parola giusta al momento giusto e di consentirci, ce ne siamo accorti adesso io e mia sorella, di creare proprio uno scrigno pieno di suggerimenti pronti, okay, che davvero stiamo già incominciando ad utilizzare. Un papà gigante. Ecco, bello questo ricordo caldo e molto vivo. Che tipo di patrimonio portava dentro? Parlavo con Bernardo Mereo, portava dentro casa dal mondo del lavoro, dal mondo degli spogliatoi, della preparazione, della formazione, delle indicazioni da dare ai nuovi dirigenti, ai nuovi preparatori atletici. Cosa arrivava dentro casa? Ma dentro casa arrivava un papà, per esempio, di malumore quando perdeva le partite, un papà col suo malumore, ma non che poi si rifletteva su di noi, però io ricordo da bambina lo sguardo un po' più truce, perché aveva perso anche i colori dei referti, per esempio al basket, no? Il referto giallo, il referto rosa, o tutti questi flash. Invece la felicità di quando vinceva, i racconti negli ultimi anni, papà ci ha tanto raccontato, tutti questi nomi che io conosco, a volte non riesco neanche a associare il nome alla faccia, ma che lui nominava continuamente. Aneddoti, la sua storia, ogni parola di papà era intrisa di sport, non so neanche come dire. Papà portava sport dappertutto, parlava solo di sport, anche nell'insegnarci a vivere serene c'era sempre un esempio preso dallo sport. Questo era mio papà. Sport come fotografia della vita, della quotidianità. Sì, come rispetto, come valori. Io quando giocavo a pallacanestro ero insomma un po' vivace, e lui non tollerava assolutamente nessun tipo di sgarro nel rispetto, okay? Quindi io il rispetto, sono cresciuta proprio con il rispetto nello sport, la pedagogia nello sport. Quindi rispetto delle regole, rispetto agli avversari. Sì. Ti chiedo, l'ha raggiunto Gigi Riva, con il quale ha condiviso per tanti anni esperienze molto importanti, sì. Esatto, è un'amicizia. Qual è qual è la tua fotografia di questi due grandi uomini? Allora, di Gigi Riva posso dirti che insomma io sono cresciuta sentendo nominare Gigi Riva, quindi per me era come un amico di papà. Mi hanno molto colpito le parole di Gigi Riva nell'intervista che ha rilasciato in occasione della morte di papà, e credo che quelle siano davvero la chiusa e siano rappresentative del rapporto che li legava e di quanto addirittura papà è riuscito, okay, a trasmettere a Gigi poi come dirigente, eccetera. Questo è insomma un po'
un grande ricordo. Le attenzioni del comitato regionale presieduto da Gianni Cadoni, con dietro tutto il direttivo e tutto il mondo sportivo. In un flash, cosa ti piace di questa commemorazione? Sono profondamente inorgoglita, mi sento davvero orgogliosa di papà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Paese italiano ai rifiuti da pesante ai la smana del capo del governo. Parla la eccellenza il maresciallo Pietro Tabacco. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione. Qui, come si vede, l'ingresso è abbastanza ben protetto, perché in quei tempi poteva capitare anche che qualche aereo sganciasse qualche bombetta, e quindi si sono messi. Siamo a Bortigali con giustamente prima le signore, con Marisa Vasco e Franco Ledda. Loro sono l'associazione che si chiama Radio Sardegna. Ah, perfetto, più di così meglio, Radio Sardegna. La storia un po' in questi giorni è stata rivisitata, è stata vista, si sono dette delle cose, qualcuna precisa, qualcuna meno precisa. Comunque la storia si è fatta da qui perché c'erano i militari che da qui dovevano far partire le notizie e dare quello che era. Cosa si racconta? Beh, si raccontano tante cose, perché a Bortigali c'è stata a Bortigali appartiene forse la storia più bella di Radio Sardegna, la Radio Sardegna storica, come giustamente la definisce il testimone che ci ha dato le notizie più precise, fino ai minimi particolari, Armando Marino Migliorini. Però è un pezzo di storia che purtroppo per tanti anni è stata un po' messa nell'ombra, non volutamente, perché non si conoscevano tanti particolari fino a quando lui
stanco di sentire raccontare imprecisioni, non si è rivolto al sindaco di Bortigali e ha detto: se vuole le racconto bene io, perché c'ero e ho vissuto in prima persona la nascita di Radio Sardegna fin dalla sua fase embrionale. E qui chiamiamo in ballo Franco Ledda, perché questo signor Migliorini è un parente. L'ho contattato io, diciamo. L'ho contattato io, nel senso che il sindaco mi ha passato la palla e quindi ci siamo sentiti prima per telefono, poi lui scriveva, avevo scritto 100 pagine di memorie, poi tutto quello che si ricordava, poi un po' lo stuzzicavo e quindi ha raccontato i particolari che chiaramente gli altri non potevano sapere. Noi siamo arrivati a quell'anni, che erano gli anni fine degli anni 90, con queste notizie così vaghe delle cose principali, che qui c'era il comando, della notizia della fine della guerra, che poi non è partita da Bortigali. Quelle erano però tutti i particolari, i motivi, abbiamo scoperto anche i motivi, poi approfondendo, per i quali il comando è venuto a Bortigali, capito? Che come lo vive il paese? Se lo ricorda? C'è qualcuno, cioè si fa qualcosa, si festeggia? No. Qui le signore, che sono quelle che si vanno più. Testimoni diretti, perché io avevo intervistato tanti anziani, non solo a Bortigali ma anche negli altri paesi che sono stati coinvolti da Radio Sardegna. Ricordavano sì del comando, dei militari, del paese invaso dai militari, delle stanze requisite. Anche a casa di mio nonno c'erano stanze messe a disposizione degli ufficiali, quindi queste cose le ricordavano gli anziani. E poi ricordavano anche che a un certo punto è partita questa radio e sapevano che partiva da Bortigali, però erano militari, mica andavano a raccontare in giro quello che facevano. Non lo sapeva neanche mia nonna, che aveva uno dei protagonisti principali ospite a casa sua, e diceva, c'erano dei fili che partivano. E poi abbiamo scoperto che andavano verso la radio mobile, la RSI Onde Corte, quella più grande. Quindi non sapevano nulla, cioè dicevano, la signora Menuccia Lai, una testimone preziosissima, che è venuta a scuola perché abbiamo fatto un lavoro con i bambini e lei ci ha raccontato tante cose, ricordava alla perfezione la prima sigla di Radio Sardegna, cosa che poi è stata trasformata, e dicevano: qui Radio Sardegna, libera voce d'Italia, fedele al suo re. E poi sui giornali qualcuno scriveva: al servizio del re. E invece la ricordava bene lei, era la sigla giusta, era quella vera. E poi se ne sono andati via tutti. Quelli di L'oblio è calato. Sono stati intervistati anche da altri componenti della nostra associazione, ripresi, abbiamo dei video anche. E poi a Biroli ho intervistato persone che sono state testimoni di quando l'altra RSI era a Biroli, lì c'era mio padre, e poi a lei, perché quella è più importante, ma all'inizio è stata mandata a lei, tutti morti, però qualche cosa l'abbiamo conservato. Il ricordo orale. È previsto qualche festeggiamento annuale, magari qualche cosa, qualche ricorrenza qui? No, non abbiamo fatto, perché da quando c'è stato il Covid poi il rifugio è un po' stato abbandonato. Adesso il comune che ha fatto, c'è già un progetto approvato per un restauro che diventi, in modo che diventi accessibile, visitabile, eccetera. Ecco, noi quest'anno neanche non abbiamo festeggiato, tra virgolette, o celebrato neanche gli 80 anni per quel motivo. Ecco. Potevamo solo raccontare la storia e basta, è finito. Questi locali, questo posto, diciamo così, è stato scavato apposta per essere in sicurezza, ospitare il comando, insomma gli ufficiali che non dovevano correre rischi. Perché non è che siamo venuti qui a caso, ecco, una delle cose che tengo a ribadire è che non è che nella primavera del 43 il generale Basso stanno bombardando, andiamocene a Bortigali, scappiamo e troviamo questo. Loro questo l'avevano già, diciamo, puntato, tra virgolette, perché la presenza dei militari di Bortigali è attestata, si può dire, già dalla fine dell'Ottocento. Negli anni 30 venivano in massa qui a Bortigali, così abitavano nelle case. Addirittura nel 40, da giugno a novembre, il comando si è insediato a Bortigali, anche nel periodo della guerra, però non nel pericolo. Sempre in questo caseggiato, quindi in tutti questi anni loro hanno studiato la logistica e hanno capito che era comodissimo e che qui a fianco alla sede del comando c'era questa cava di trachite dove potevano scavare. Quindi quando sono venuti nel 1943
si sono insediati lì e hanno scavato con dei dinamite, perché io ricordo che ci sono dei signori che ancora se lo ricordavo sentivano i botti, l'hanno scavato, se avete visto è anche ben rifinito perché è intonacato, ci sono delle stanze, perché qui dovevano venire il comandante e gli ufficiali. Comunque gli anziani del paese raccontano che perlomeno i vicini quando sentivano l'allarme erano liberi, venivano tranquillamente. I tedeschi si sono visti qui? Sì, ci sono stati anche i tedeschi, anche se il grosso dei tedeschi si è sistemato ad Ottana e lì hanno hanno anche fatto un aeroporto, costruito un aeroporto, e poi il capo, adesso non ricordo il nome, risiedeva a Bolotana o vicino a Bolotana. Qui a Burtigali avevano sistemato un piccolo accampamento all'uscita del paese nella strada che va verso Silanos. E comunque il generale Basso era molto amico del capo Lungenhausen, io non lo so pronunciare, il generale dei tedeschi, si incontravano spesso, erano alleati fino a quando da amici non sono diventati nemici e allora le cose sono cambiate. Ecco, quello che volevo capire. Diciamo così, per quello che è la storia, un po' le cose, la cattiveria dei tedeschi, insomma, qui non si è sentita. No, non si è sentita, anzi diciamo che i portoghesi quando erano qui ricordano che uscivano anche a passeggio con questi austriaci, capito? Erano un bel ricordo qui tutto sommato dei tedeschi, perché allora loro hanno un ricordo degli alleati, erano amici. Bombe ne sono mai scese? No, qui proprio a Bortigali no, nei dintorni perché chiaramente c'è questo monte che un po' protegge. Tra Bortigali e Macomer sì, lungo la strada, perché loro poi bombardavano a Macomer perché c'è la ferrovia, ecco. Uno dei motivi per cui hanno scelto Bortigali è che è vicino alla ferrovia, però fuori mano, è tutto quello. Vittime della guerra? Ce ne sono state senz'altro anche in Sardegna. Perché... No, ma dicevo di Bortigali, qualcuno che si è immolato. Beh sì, abbiamo il monumento ai caduti e ce ne sono stati purtroppo, però in guerra, durante la guerra, non a Bortigali. Anche se una signora di Birori, quando sono stata lì per intervistarla, perché la R6, quella più piccola, quella onde medie, inizialmente per motivi di sicurezza non era stata portata qui a Bortigali, era stata sistemata a Birori, perché doveva stare un po' a distanza. Quando sono andata a intervistarla, perché lei si ricordava di questo camion della radio, di mio padre che era lì, inizialmente era lì quando sono venuti insieme con il comando, quando hanno abbandonato Cagliari, ricorda, lei aveva circa 11 anni, erano due gemelle, che c'è stato come si dice, fuoco amico, cioè un militare non ha fatto in tempo a dire che era un italiano e l'hanno ammazzato, e lei ricorda che poi il cadavere di questo soldato, non so bene chi fosse, l'hanno portato, forse con una scala, al cimitero di Birori e lì l'hanno tenuto fino alla fine della guerra, quando sono venuti i parenti a riprendersi il corpo. Quindi una vittima vicino, nella zona della Lacesa, tra Bortigali nella strada vecchia e tra Birori e Macomer. Insomma c'è un bel passo di storia. Io vi ringrazio perché sono molto, diciamo, personalmente curioso di questa storia che non conoscevo, devo ammettere la mia ignoranza. Per caso, esatto, ho sentito parlare, ho detto Radio Sardegna, per me Radio Sardegna è quella che si sente oggi, no? E non avevo conoscenza, quindi vi ringrazio proprio perché diciamo che sono quelle cose che mi appassionano. Particolari alla prossima volta perché ce n'è da raccontare. Benissimo, faremo la prossima puntata. Ai 90 anni. Ai 90 anni. Se ci arriviamo tutti quanti. Grazie mille, buon proseguimento della vostra passeggiata. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo all'ospedale Bruzzu, sono con il dottor Roberto Tumbarello che è il primario della cardiologia pediatrica e quindi di tutta una serie di tematiche che riguardano una popolazione giovane, i più piccoli, sardi junior che vengono al mondo e che vengono assistiti con le innovazioni e le metodiche e le cure più elevate. Dottor Tumbarello, che significato ha recuperare attraverso la solidarietà l'innovazione tecnologica più avanzata per i suoi piccoli pazienti? Noi basta pensare che le cardiopatie congenite sino agli anni 60 avevano una mortalità dell'80%, 70%. Negli ultimi 30-40 anni, grazie ai progressi scientifici anche della cardiologia e della cardiochirurgia, questo tipo di sopravvivenza è arrivata al 90%. E questo è dovuto quindi soprattutto all'innovazione e agli investimenti. 10 anni di collaborazione feconda e proficua con il gruppo commerciale Conad che hanno portato nelle casse del Bruzzu quasi 1 milione, intorno ai 700-800 mila euro, che verranno destinati all'acquisto di attrezzature e di metodiche del vostro reparto. L'ultima tornata i cittadini sardi, facendo la spesa, hanno lasciato oltre 150 mila euro. Quale sarà l'utilizzo di questi denari? I denari sono stati già utilizzati perché nel corso di questi anni noi abbiamo acquistato numerosi apparecchi, non solo degli ecografi, non solo apparecchi destinati appunto a fare delle attività specifiche, ma anche dei software, delle connessioni. Sono dei costi veramente incredibili che purtroppo le aziende pubbliche hanno difficoltà a trovare e che grazie al fatto che ci sono questi privati che si fanno carico di questo riusciamo a sopperire. D'altronde il tanto sistema anche anglosassone pubblico non esita a utilizzare appunto queste strutture private per fare questo tipo di finanziamenti, tant'è vero che per esempio in Canada il più grosso finanziatore del centro di cardiologia, che è il miglior centro di cardiologia pediatrica del mondo, è la birra, la Labatt, quindi voglio dire, copiamo quello che effettivamente funziona all'estero, non importiamo solamente gli scarti. Quindi benvengano le iniziative solidali? Assolutamente sì. Da cosa nasce questa vostra iniziativa? Ma ormai sono molti anni che facciamo questa iniziativa, nasce da
un impulso che è quello dei nostri soci, che sono tutti commercianti associati a noi, che sono sul territorio e che in qualche modo è una forma di restituzione alla comunità anche di quei vantaggi che i clienti ci riconoscono premiandoci con la spesa. È un'iniziativa che facciamo in tutta la Conad nazionale. Quest'anno abbiamo raccolto 1.750.000 euro a livello nazionale e di queste quasi la metà, 700.000 euro, l'abbiamo raccolto noi come Conad Nord-Ovest. La Sardegna in particolare, quest'anno versiamo al Brozzo 152.000 euro, quindi una cifra importante, e spicca perché tra le regioni anche del nord-est, dove noi siamo molto presenti, Piemonte, Lombardia, Emilia, anche regioni ricche dal punto di vista del reddito, anche numerose come popolazione, ma hanno una propensione minore rispetto alla Sardegna a donare. La Sardegna ci sorprende sempre perché fa prestazioni eccellenti. Ecco, i sardi dal cuore d'oro. Con l'Abruzzo, se non vado errando, è decennale l'intesa? Sì, decennale, siamo arrivati a cifre vicino al milione, non ricordo esattamente, ma molto molto importanti. È diventata una tradizione per noi, ma soprattutto per i nostri clienti, voglio dire, che a Natale sanno che c'è questo appuntamento con un gadget, con un'iniziativa che però è assolutamente benefica, perché poi in qualche modo la scarichiamo tramite l'ospedale con apparecchiature, macchinari che sono indispensabili, questo ci fa enormemente piacere, naturalmente, ci dà grande gioia. Dottoressa Foodis, un'iniziativa che dura da circa un decennio, che ha procurato quasi 1 milione di euro per le attrezzature e la tecnologia più innovativa legata alla cardiologia pediatrica della sua azienda. Che sensazione prova? Una sensazione di forte emozione, perché sono particolarmente grata alla Conad e poi ai comuni cittadini che, andando a fare la spesa, che lo danno un contributo, pur sapendo che questo contributo va chiaramente a beneficio dei bambini e nello specifico della cardiologia del Brozzo, dell'Arnas Brozzo. Ecco, dottoressa, è un'idea, è una strategia che porta avanti la qualità del Brozzo? Questo assolutamente sì, perché è chiaro che l'Arnas da sola non riuscirebbe ad fronteggiare l'acquisto di tutte le apparecchiature, quindi noi facciamo veramente affidamento su quella che è la generosità della Conad, la generosità dei contribuenti, e quindi con questi noi andiamo a dare delle tecnologie particolarmente avanzate che sono di utilità a questi reparti molto delicati e molto fragili dell'Arnas. Basterebbe fare un salto in corsia e trovare i piccoli pazienti per provare un senso molto profondo di emozione. Esatto, è proprio così, infatti noi ogni anno ci rendiamo conto di quanto il comune cittadino è particolarmente generoso nel voler contribuire a quella che è la tecnologia che è volta proprio a curare meglio i nostri pazienti. L'utilizzo che l'azienda fa di questi strumenti è un utilizzo legato alle innovazioni tecnologiche per la maggior parte, oppure riuscite a programmare anche per il resto? No, però prevalentemente l'aiuto importantissimo da parte della grande distribuzione, che ha un occhio di riguardo per la parte pediatrica, in particolare per la cardiologia pediatrica, che ricordo che riguarda prevalentemente le malformazioni dei bambini, quindi un settore molto ristretto che permette di avere l'altissima specializzazione all'interno dell'azienda, permette anche di avere delle tecnologie che in questo senso ci danno un aiuto consistente, ovvero diamo una migliore qualità di assistenza. I dati dicono che, in quanto essendo cardiopatie congenite, mi corregga se sbaglio, questo ci porta ad avere incidenze più alte rispetto ad esempio al resto del paese. L'Arnas Bruzzo diventa un punto di riferimento non solo sulla carta ma reale, diventa un imperativo per curare appunto bambini, minori. Ecco, qual è la vostra, quando vi mettete al tavolo e state ragionando su quali linee dare all'assistenza, qual è la vostra priorità? Allora, sicuramente la nostra priorità è la qualità, è l'alta tecnologia, e quindi diciamo che col dottor Tumbarello noi riusciamo ad avere una grande esperienza che viene applicata sul territorio, ovvero sui bambini. Quindi le malformazioni, che hanno poi bisogno di ulteriori passaggi anche dal punto di vista tecnico, quindi interventistico, hanno risposta sempre all'Arnas Brozzo. Quindi facciamo della cardiologia interventistica, prima la diagnosi e poi l'interventistica. Quindi
diamo una risposta completa all'altissima complessità della patologia cardiologica. Poi qualche bambino che deve affrontare la cardiochirurgia viene trasferito in un centro all'esterno della regione, perché ovviamente i numeri sono piccoli, quindi diamo la qualità dell'assistenza anche nel rientro del bambino poi nella regione Sardegna. Ecco, questo pone un quesito. Cosa direbbe lei da medico? Lo chiedo al medico ancora prima che al direttore sanitario del Bellezza. Cosa direbbe a un suo collega di medicina generale che affronta con i genitori un passaggio delicato per il loro figlio piccolo? Per fortuna diciamo che tutta la pediatria regionale è a conoscenza del nostro centro, quindi il bambino è seguito anche in periferia, nel senso che viene preso in carico dal pediatra e poi viene mandato per un ulteriore accertamento o addirittura una procedura presso il nostro centro. Quindi noi ci facciamo carico del territorio tramite una rete di informazioni che per fortuna è conosciuto, cioè il passaparola a livello regionale c'è e noi diamo risposta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Oggi è venerdì, non era in programma litigare di venerdì. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine. Sa che saresti bella anche se non fossi bella. Giulio, Dimmi, cara. metti un po' di musica. Ma così non se ne andranno mai. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door. Beh, allora tocca prima a voi. No, prima voi, assolutamente. Assolutamente prima voi! Lo vedi che si può parlare di tutto tra vicini, no? Che la vita è questo, giocare, che altro se no? Sì, sei un bugiardo. Io? Lui? La prima volta è successo per caso. Per caso, esatto, è stato un caso. Stasera abbiamo davvero toccato il fondo. Il nostro è un caso grave, vero? Una scusa per cosa? Then we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. Then we sat on
Amanda Sandrilli, Tempio, Olbia, Alghero, ma Commercio, Anluri, è stata una tournée che le è piaciuta? Io sono innamorata della Sardegna, veramente innamorata della Sardegna. Vabbè, la terra è uno dei posti di mare più belli che ci siano e non solo di mare, ma io sono innamorata della gente, dell'atmosfera, dell'energia che c'è in questo posto e dell'educazione. Siete particolarmente educati, non nel senso formale, ma nel senso profondo della parola, ed è una cosa, la cortesia e l'educazione sono due cose che, se sono sincere e profonde, a me commuovono, ecco, per cui spesso dico, ma non è piaggeria, lo dico solo qui, non lo dico nelle altre regioni d'Italia, che vorrei venire a invecchiare qua, proprio è il posto dove mi piacerebbe stare. Quanti complimenti, c'è da essere orgogliosi, perché giri l'Italia, quindi è importantissimo. Senti, vicini di casa, è stata, come dire, una riscoperta, un approfondimento della coppia che si annoia, che è un po' stanca, che è ripetitiva. Come la racconteresti? Ad esempio a uno straniero, non a un italiano. Che tipo di recita, di commedia è? Ma è una commedia spagnola. Io ne ho già fatte 2 in teatro e ne ho lette almeno una decina. Gli spagnoli sono un pochino più liberi da quel punto di vista, trattano l'argomento sesso in un modo più leggero. Forse noi siamo un pochino più, come dire, abbiamo una pesantezza del senso di colpa, è peccato, è sporco, no? Abbiamo tutta questa cosa, loro forse un po' meno, e quindi questo fa sì che si possa giocare con un argomento scottante, come dice in una battuta Gigio, senza cadere nella volgarità. Poi chiaro, dipende anche dalla messa in scena. Noi abbiamo avuto Antonio Zavatteri, il nostro regista, che ci ha fatto una testa così con il fatto di non spingere in nessun modo sulla commedia, ma invece andare a fondo sui personaggi, perché la commedia cammina da sola. Ci sono delle battute irresistibili che anche dette buttate via funzionano, quindi invece è importante, cioè dal punto di vista comico funziona, è importante dare profondità ai personaggi, e mi sembra insomma che ci stiamo riuscendo, anche perché sono personaggi veri. Anche la coppia, diciamo, più strana, la coppia provocatrice, la coppia che ha una vita sessuale molto disinibita, racconta cose che probabilmente, immagino, insomma, non tutti facciano, però ha un modo assolutamente naturale di affrontare l'argomento. È proprio questo che ci mette in crisi, perché poi, fra l'altro, noi siamo una coppia molto, lo diciamo, molto liberale, molto di sinistra, cioè non siamo due che gli parli di sesso e oh mio Dio si scandalizzano. È proprio questo che è divertente nel gioco, che noi ci imbarazziamo, ma facciamo finta di non essere imbarazzati perché ci vergogniamo anche dell'imbarazzo. E sotto a questo gioco, che è chiaramente creato fondamentalmente per far ridere, per divertire, però questa coppia stanca, che sta insieme da tanti anni con una figlia, con tutte le frustrazioni e anche le cattiverie, ahimè, che a volte si sviluppano in una coppia di lunga data, in questa coppia, quella mia e di Gigio Alberti, si riconosce la maggior parte del pubblico. L'altra coppia, che è così strana, così da fuori uno la giudica, dice ma io non potrei fare queste cose, no? Però poi man mano che si va avanti loro stanno bene e si divertono e si amano. E noi mica tanto, quindi forse, cioè, alla fine il messaggio non è detto che sia, ripeto, non è che si risolve con un sesso sfrenato una crisi coniugale, però certamente aprendosi e non chiudendosi, e questo vale secondo me per tutto. Cioè... E questo aiuta, insomma. Tu sei Anna, Gigio Alberti e Giulio, chi sono gli altri due? Gli altri due sono... Alberto Giusta è Tony, pompiere, Alessandra Acciai, Laura, psicanalista, quindi una coppia appunto sbarazzina.
Ma insomma è un bel gruppo, ecco, mi sembra, non ci conoscevamo prima, cioè ci conoscevamo ma insomma non professionalmente, non in palco, e l'alchimia in palco mi sembra che funzioni molto bene. Insomma. Ecco, a proposito di palco e di platea, voi avvertite qual è la temperatura degli spettatori? Come andate in Sardegna? Molto bene, molto bene. Sì, si sente tantissimo, anche si sente anche proprio anche in Sardegna da serata a serata è diverso, però devo dire che le risate, c'è sempre una prima risata che ti fa capire se il pubblico l'hai preso o no, ed è sempre arrivata quella prima risata, quindi insomma siamo contenti. E poi ci hanno detto che il pubblico era molto molto felice, anche appunto quelli che magari potevano, non so, un po' più anziani, che magari potevano avere qualche perplessità sull'argomento, tutti ci hanno detto che non c'è ombra di volgarità, pur parlando di argomenti scottanti. Li avete catturati. Tu hai detto più volte, ho letto in varie interviste, di questa tua passione per la Sardegna, per le vacanze. Invece in scena è stata la prima volta o hai recitato in altre occasioni? No, sono stata tanti anni in Sardegna. La prima volta mi ricordo nel 95 con Lina Wertmüller, con uno spettacolo che si chiamava Gianni, Ginetta e gli altri. Tanti, era forse il secondo, ma prima ancora credo, anche Meana Sarda, mi ricordo, si faceva un giro anche in posti che proprio io ho scoperto la bellezza di questa terra al di là del mare in tournée, perché io quando venivo l'estate mi sembrava tutto bruciato, tutto secco, non credevo fosse così invece verde, così, con una natura così bella. Si veniva sempre, si faceva sempre la Sardegna, sono circuiti, quindi queste sono dinamiche che io non so, sono cose produttive, dovreste chiedere ai nostri produttori, però sono veramente molto molto felice di essere tornata, perché ripeto, io ci vengo in vacanza, ma lavorare in teatro qui è bellissimo. Senti, Gigio l'avevi incontrato perché lui lavora molto con Gabriele Salvatore a Nirvana, giusto? Questa era la prima esperienza? Sì, in realtà Nirvana io credo che non ci siamo proprio mai visti, perché nei film succede che se non hai una scena insieme, anche se sei nello stesso film, non ti incontri, però ci eravamo visti, incrociati nella vita qualche volta, non avevamo mai lavorato insieme, così come Alessandra Acciai e Alberto Giusta, però insomma me la sentivo che andava bene, cioè che eravamo un gruppo, l'ho capito, poi si capisce un po', si intuisce se con una persona hai un'affinità, e mi sembra che ci sia fra noi quattro, ed è molto importante in una pièce di questo tipo. Adesso si prosegue con Vicini di casa nel resto d'Italia, quale sarà la prossima regione? Adesso siamo in Toscana, e poi c'è un po' di tutto, Puglia, Lombardia, Marche, Friuli, insomma cercateci, Vicini di casa, voi digitate, ormai è facile, Vicini di casa e esce la tournée. Amanda Sandrelli, 40 anni da Non ci resta che piange, la domanda è obbligata, questa ragazzina che faceva volare, com'era? Provare, io non volevo fare l'attrice, non facevo l'attrice, avevo appena fatto la maturità classica, avevo 19 anni e ammiravo moltissimo sia Benigni che Troisi, mi piacevano tanto. E li avevo conosciuti a una festa a casa di mia madre, una delle due feste grandi che ha fatto mia madre, e ero proprio andata a presentarmi perché mi piacevano molto, insomma li stimavo molto, per cui mi chiamarono, io dissi ma io non so far nulla, mi dissero no ma hai il physique du rôle, proviamo, non c'era nulla di scritto, non c'era un copione, non c'era niente, è stato un film credo unico, se lo ricordano tutti quelli che l'hanno fatto, perché era un esperimento, erano due geni in uno stato di grazia e tutto avveniva in roulotte, tutto il provare, tutta quella roba lì è stata inventata 2 ore prima di girarla. Sei stata meravigliosa, ma quando ti ha proposto Yesterday? Ecco, non lo sapevo, ma come me non lo sapeva nessuno quello che cantava, e quindi quando lui ha cominciato con Yesterday io fissavo un punto molto lontano cercando di concentrarmi lì e non ridere, e però per fortuna quando ha fatto bom bom hanno riso tutti prima di me, per cui non è stata colpa mia. Senti, quindi un'alchimia che ha funzionato anche improvvisando.
tua mamma, tu ci hai lavorato una volta, se non ho letto male, com'è la mamma Stefania Sandrelli e la regista e collega Stefania Sandrelli per Amanda Sandrelli? Non è così diverso, cioè la confidenza in palco serve, è importante, cioè è un valore aggiunto, non a caso poi si creano dei gruppi di lavoro, no? I registi lavorano sempre con gli stessi attori, non è solo un fatto di amicizia, è proprio una confidenza che ti permette di saltare tutta una serie di passaggi e quindi di arrivare più velocemente a un rapporto, quindi non era così diverso, insomma, salvo qualche cosa, ogni tanto mi mandava la spremuta d'arancia e mi obbligava, diceva, tua madre ti ha mandato la spremuta d'arancia in camerino, ecco, a parte queste cose buffe da mamma, perché è comunque mia madre ovviamente, però poi per il resto non ha mai avuto, ma questo in generale, mia madre è una persona che non tende a non insegnare, a non giudicare, e quindi non mi ha mai, quando ho cominciato a fare l'attrice mi ha detto dormi, riposati, questo è l'importante, arriva sempre riposata perché la lucidità in questo lavoro è fondamentale, più di questo non mi ha detto, quindi questa è mia madre, per cui il rapporto è questo. Chiudiamo con tuo padre Gino Paoli, c'è stato un momento in cui hai fatto della musica con lui? Sì, ho fatto una canzone, ma perché appunto me l'ha chiesto lui, perché gli avevano chiesto di fare una cosa in coppia, la Disney, e lui ha pensato, io insomma cantavo, mi piaceva cantare, io cantavo nelle piazze, ero molto fricchettona, quindi cantavo con la chitarra in piazza dai 15 anni in su, però non volevo fare la cantante, poi insomma non era... E però lì serviva un rapporto, insomma era un film per bambini, era un rapporto, La Bella e la Bestia, e, insomma lui la bella non la poteva fare, quindi faceva la bestia e gli serviva una bella con cui avesse un rapporto tenero, e effettivamente insomma non a caso se la ricordano ancora. Io non ho continuato, non ho preso quella strada perché, a parte che sono, lo dico senza false modestie, ho una voce, sono intonata e sono quadrata, ma non ho un'estensione notevole e poi mi piaceva un tipo di musica che in Italia non si faceva, mi piaceva il rhythm and blues, la musica nera, quindi in quel momento, e non avevo velleità di scrivere canzoni. E quindi non era, credo che insomma per fare musica, per essere un musicista devi avere qualcosa da dire, non basta avere una bella voce fai la corista, non fai la cantante, no, ci vuole qualcosa in più, e io insomma essendo nata in una famiglia dove di talento ce n'è abbastanza, non mi andava insomma di far fare brutta figura a nessuno, quindi mi sono limitata a continuare la musica fa parte della mia vita, mio figlio si sta laureando, seconda laurea, musicista, la musica fa parte della mia vita, non c'è giorno in cui non senta musica e l'ho frequentata molto anche in palco, ho fatto tantissime cose con musicisti e quindi insomma diciamo che non ho rimpianti, me la sono goduta lo stesso. Chiudiamo con il futuro, proprio in una battuta. Cosa hai ancora, non nel cassetto, proprio in mente? Cosa ti piacerebbe fare? Cinema, teatro? Cos'è che stai cucinando? Mettiamola così. Sì, no, mi piace quello che faccio, teatro, se no cercherei di fare altro. Io voglio fare questo e questo per fortuna riesco a fare da tanti anni. E ho tanti progetti, tante cose che vorrei fare. Ce n'è uno che riguarda la Sardegna, mi piacerebbe molto fare una cosa su Maria Lai. Mi sono innamorata di quest'artista, ho anche cercato di mettere su un progetto, ma io non sono una produttrice, non è facile, però insomma mi è rimasta questa, una delle idee che ho in mente è quella, ce ne ho tante, ma insomma si tengono per quando saremo un po' più vecchi, che tanto tempo ce n'è, speriamo. Tempo ce n'è, la Sardegna ti aspetterà con molto orgoglio, se davvero vorrai vivere con noi da queste parti. In bocca al lupo, Amanda. In bocca al lupo a tutti, ciao.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.